Bene, sempre con il dottor Garbini, un'altra occasione di confronto, dottor Marco Garbini, che è vice coordinatore Regione Veneto di Azione, partito di Carlo Calenda. Quindi nell'altra puntata, dottor Garbini, abbiamo visto assieme gli aspetti legati al posizionamento del partito rispetto al panorama politico nazionale, però adesso scendiamo un po' più nel dettaglio della Regione Veneto, perché purtroppo l'area di Roma, io dico, è un'area un po' inquinata, quindi magari è anzi, ahimè, troppo lontano rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. Una sfida interessante è quella della presenza di un partito come il vostro qui, dove ormai Zaia la fa da padrone, quindi ormai tutto è riconducibile alla leadership di Zaia. Ha saputo usare bene i mezzi di comunicazione, ha saputo utilizzare la pandemia, qualcuno dice così. Ecco, quindi per voi sicuramente uno sforzo notevole. Sì, allora, presentarsi a delle elezioni per contrastare Zaia è un azzardo molto forte oggi. La proposta politica che Zaia ha fatto nelle precedenti elezioni è una proposta politica che ha comunque intercettato un elettorato trasversale, lo possiamo dire abbastanza liberamente, perché io conosco persone, E penso un che ne po' conosco, tutti un hanno po' tutti hanno votato. votato Zaia, no? Perché lui comunque è empatico, una persona che comunque sa stare in mezzo alla gente, alle persone, c'è molta presenza, ok? Quindi anche questo. Poi il periodo, bisogna anche contestualizzarlo, le precedenti elezioni sono state fatte in un periodo di pandemia dove Zaia era presente in tutte le trasmissioni ogni giorno alle ore 12 in tutte le famiglie e quindi di conseguenza che questo ha influenzato, quindi, ecco, quindi quel dato lì naturalmente avrebbe vinto comunque Zaia, attenzione, però quel dato sicuramente bisogna anche contestualizzarlo, insomma, di questo suo successo. Azione in questo momento non vuole fare guerre, non vuole fare il primo della classe, vuole solamente portare all'attenzione delle tematiche importanti, il Veneto ne ha molte, sulle quali si potrebbe fare meglio, questo sì. Ecco, Azione proprio nel suo stile, nel suo modo di far politica, perché è proprio all'interno dei nostri, diciamo, pilastri. Azione Veneto, nello specifico, si è dato, ad esempio, un modello anche organizzativo che si fonda, ad esempio, su dei pilastri che sono importanti per poter poi applicare il nostro modo di far politica. Tra questi è anche quello di lavorare, prima di tutto, di studiare e di portare proposte che possono essere in contrapposizione, ma possono anche essere condivise. Non è detto che tutto quello che fa il centro-destra sia un qualcosa di diverso, tutto quello che fa che sia brutto e cattivo e quello che fa il centro-sinistra sia brutto e cattivo. Io dico, io sono per la politica del fare, la politica che è fatta di proposte che possono portare contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e dei cittadini del Veneto. Ecco, a proposito di questo, qualcuno ha detto anche che Zai è diventato, come dire così, con questa diciamo, percentuale bulgara, anche perché l'opposizione, quindi i partiti di coalizione della sinistra, non sono stati in grado di presentare candidature autorevoli, quindi che possono essere stati in grado appunto di contrastare la leadership diciamo, di Zaia, quindi un'opposizione debole. E un'opposizione debole, si sa, non è mai utile in nessuna democrazia. Ecco. Non sono d'accordo, cioè, non sono d'accordo sul fatto che non è in grado di presentare una candidatura autorevole, anzi, secondo me, candidature autorevoli ne ha il centrosinistra. È che in questo momento No, storico, intendevo dire, no, per carità, non volevo perché il no, candidato del PD è venuto anche in trasmissione da sì, noi, sì, no, ma sì, no, no. non parliamo proprio parlavamo proprio dell'aspetto leadership, con una persona con una percentuale bulgara di leadership, Sì, ci voleva forse una persona più con la stessa potenzialità, ecco, non crede? comunque avrebbe vinto Zaia, partiamo da questo presupposto. Io sono dell'idea che diciamo, Zaia ha vinto perché comunque è un presidente uscente, che ha lavorato e ha fatto delle cose. Alcune cose le ha fatte bene, alcune cose meno bene. Però ha fatto delle cose. Le persone comunque l'hanno riconosciuto e l'hanno premiato per questa cosa qui. Attenzione, poi Zaia non è la Lega che magari tanti hanno in mente, soprattutto quelli del centro-sinistra hanno in mente. È una Lega Zaia un po' più evoluta, che si guarda un po' più verso il centro. E questo qui, secondo me, ha dato un buon contributo al risultato poi che si è trasformato in risultato elettorale.
Ecco, secondo lei il Veneto di cosa ha bisogno? Ma il Veneto ha bisogno di essere più, con uno sguardo più verso il futuro. Questo ha bisogno il Veneto. Ha tantissime potenzialità. E da un punto di vista, va bene, sul piano turistico, per citarne una, voglio dire, ma proviamo solo a pensare a come il Veneto può dare, diciamo, da un punto di vista imprenditoriale, il mondo dell'impresa, ad esempio, dovrebbe essere un'impresa che dovrebbe dare una, dovrebbe avere a disposizione, ecco uso questo termine, mi correggo, a disposizione più strumenti per esprimere il potenziale che ha, perché è un'impresa molto forte quella che abbiamo noi. Noi abbiamo tradizionalmente una storia di un'impresa che può dare tanto, che ha dato tanto in passato e che potrà dare ancora di più, voglio dire, in futuro. E per questo, secondo me, il Veneto ha bisogno di strumenti a disposizione e che possono essere usati dal mondo delle imprese per poter raggiungere questi obiettivi. Quindi io lo sguardo lo lancio veramente verso il futuro ed è questa la grande sfida e la grande sfida che anche Azione naturalmente si vuole dare per le prossime elezioni. Ecco, quindi una costruzione di un partito, diciamo, in itinere. Più concretamente avete qualcosa di già definito a livello di progetti oppure semplicemente state organizzando le truppe? Il Ecco. partito è nuovo, è fresco, io sono entrato da pochissimo, quindi per me, anche per me è un'esperienza completamente nuova. Ci stiamo organizzando, faccio solo per dare alcuni numeri, insomma, noi comunque siamo 32 comitati già creati in Regione In tutto il in Veneto, tutto il quindi. Veneto, ok? Siamo presenti in tutte le province del Veneto, ci stiamo strutturando, ad esempio sono nati anche da pochissimo tempo dei comitati anche nel Milanese e nella Riviera del Brenta, ad esempio un comitato importante che oggi è partito con 6 persone e nel giro di un mese e mezzo siamo diventati 26, solo per dare alcuni numeri, e questa cosa naturalmente fa ben sperare, no? Perché vuol dire che comunque il progetto interessa e la gente naturalmente lo coglie questo. Benissimo, ecco, allora il nostro tempo è andato. Ringraziamo il dottor Marco Garbin di questo secondo appuntamento in cui abbiamo parlato ovviamente più del nostro territorio, perché è anche giusto che un partito a livello nazionale sia anche in grado di comprendere le esigenze del territorio, quanto mai indispensabile. Sono d'accordo con lei che un partito nazionale non deve mai dimenticarsi della periferia. Il dottor Garbini, ricordiamo, è vice coordinatore Regione Veneto